L'ipotesi che si legge sui media in questi ultimi giorni di obbligo di possesso di Green Pass per entrare nei pubblici esercizi, nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, è semplicemente inaccettabile. È un no deciso quello dei ristoratori e baristi padovani all'idea di rendere obbligatorio un pass che certifichi l'avvenuta vaccinazione per accedere ai pubblici esercizi. Non siamo pubblici ufficiali, sottolinea Filippio Segato di Appe. Non spetta a noi l'onere dei controlli, non abbiamo né mezzi né personale da dedicare a questo compito. Quest'obbligo c'è per banchetti e cerimonie e si è dimostrato di difficile gestione, dicono i rappresentanti di categoria. L'idea di un Green Pass, insomma, non piace proprio. Già la categoria è particolarmente penalizzata in questo periodo con tutta una serie di eventi e manifestazioni che raggruppano centinaia se non migliaia di persone. Abbiamo visto cosa è successo anche in occasione delle partite e dei festeggiamenti per la nazionale di calcio. I pubblici esercizi sono penalizzati, sono quasi svuotati in questo periodo estivo da questi eventi. Adesso mettere anche quest'ulteriore obbligo, onere a carico degli esercenti sarebbe il colpo di grazia verso una categoria che da 1 anno e mezzo praticamente o non sta lavorando o lavora a regimi molto ridotti. Ecco, e poi sottolineiamo anche un'altra cosa, cioè che nel settore delle discoteche il sindacato italiano locali da ballo, SILB, aveva proposto e il comitato tecnico scientifico pare avesse accettato un protocollo secondo il quale per poter ballare si doveva essere in possesso di Green Pass. Ecco, la politica non aveva minimamente recepito questa proposta, salvo adesso riprenderla e ampliarla a tutto il settore dei pubblici esercizi con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.